11 marzo. Oggi il sole è molto molto debole, ma c'è. Cioè, non nevica più, non piove più, si scioglierà di nuovo la neve per la 1000ª volta ormai. E qua c'è pieno di impronte. Questo era un cervo. E niente, dai. Non c'è neanche tanto freddo fuori. Prima la macchina mi segnava 6 gradi. Adesso non lo so se sia realistica come temperatura, perché il termometro qui segna 20 gradi. È perché c'è un po' di sole, quindi sto facendo da mangiare. No, Peppi, stai qua. Ho appena pulito, c'è già roba per terra. Non ce la faccio più veramente. Dunque, allora, non so se si sono intravisti prima, non credo. No, forse no. Allora, ieri sera ho voluto testare i tatuaggi che ho comprato. Tatuaggi temporanei che durano, dipende dalla zona del corpo, possono durare fino a 2 settimane. Ieri sera li ho voluti provare. Prima di farvi un video dovevo testarli da sola, quindi li ho provati e il risultato è questo. Questa è la mano venuta meglio, cioè che non ci, cioè, sono come i tatuaggi per bambini. Ecco, il procedimento è identico, solo che quelli rimangono in superficie, questi teoricamente, non so come, l'inchiostro va un po' sotto, nello strato superficiale della pelle, e quindi durano un po' di più rispetto a quelli per bambini. Considerate che ho la pelle anche secca, non perché mi sono appena lavata le mani. Comunque questo è il risultato. Sono carini da vedere, molto carini. Quest'oggi per pranzo, Pepe, allora noi per pranzo oggi, oggi, non mi dare retta, sai? Quello lì è Pepe, quello sei tu, sì, e poi ci sono io di fianco, certo. Beh, sei convinto? Insomma, comunque, di là c'è quell'altro che mi fissa. Ciao, sono io, sì. Ti do fastidio? Beh, dai. Comunque oggi per pranzo piadina con il kebab e verdure miste e un po' di salsa burger. Comunque io faccio pranzo così, l'uccellino in cima all'albero, e perché non sapevo cosa fare. Siccome devo mangiare tutto, fare i pasti completi, allora ho detto beh, piadina, kebab non è sanissimo, ma alla fine è sempre carne, sempre proteine sono. E boh, insomma, quindi questo sarà il pranzo. E per stasera credo farò uova. È che devono essere sempre le verdure, cioè, ma finiscono anche le verdure in fretta. Vado, forse è arrivato anche il pranzo. Oggi sono arrivata a casa più tardi perché ho dovuto aspettare. Una noia mortale. Comunque c'è stato un intoppo, sì, che sono dovuta rimanere di più, ma vabbè, dai. A casa ci sono arrivata. Boh, questo è pronto, direi. Molto pronto. Quindi mi preparo, tiro fuori la padella e scaldo la piadina. Le verdure sono pronte e quindi mangio. Cosa vuoi? Non credo. La pappa c'è. La pappa c'è. Bue sta mangiando. Ciao amore. Bravo. No, stai qua, Bue. Hai finito? Ma adesso mica sei finito, eh. Vabbè, Pepe, andiamo. Andiamo. Andiamo, cagnolino da guardia. Pepe, Pepe, vieni qua. Questo. Bravissimo. Vedi come si utilizza. Così. Pipo. Buongiorno. Ah, lui non si alza, non c'è pericolo. Lui finché non è convinto non si alza. Comunque, oggi è il 12. Qua è tutto un via vai di uccellini. Allora, il 12 c'è un po' di sole, il cielo è migliore rispetto a quello di ieri. Comunque, situazione, vi aggiorno. Questa è la situazione dei tatuaggi oggi. Questo è diventato un pochino più scuro e questi qua sono venuti molto bene, devo dire, mi piacciono. Mi sono arrivate delle cose
Vi faccio vedere un'anticipazione. Prodotti, e non vi dico altro. Prodotti, beauty, ma non vi dico altro. Sorpresa. Vabbè, adesso devo pensare. Franz credo si finisca la zuppa di ieri sera, quindi per lui è a posto il pranzo, e io invece devo meditare su cosa fare da mangiare. Comunque c'è vento. Io odio il vento e oggi c'è vento. Vabbè, me ne farò una ragione, vero Pepe? Sì, per forza. E qui ho il mio caffè latte. Sinceramente ho detto ho voglia di caffè latte adesso, quindi me lo bevo nella mia tazza bellissima dei Shein. Ma vi avevo fatto vedere i cucchiaini belli? Mi sa di no. Ho cucchiaini e forchettine. Guardate qua che cucchiaini che ho preso sempre da Shein, ma li trovate anche su Temu, Timu, come si dice, non lo so. E li trovate un po' ovunque ormai questi. Bellissimi, con il cervo. Cioè, ma guardate cosa fanno là i gatti. Allora, lì c'è una pozza d'acqua, voi non la vedete, ma c'è una pozza d'acqua. Invece là, sotto, sotto il dispenser, perché c'è la sabbietta anche, a parte i croccantini? Perché Pipo ogni volta che va al bagno, poi viene qua e copre il cibo. E quindi tutti i pezzettini di sabbietta che sono rimasti incastrati nella zampa, dove vanno? Vanno qui e vanno sotto. Ecco, ecco spiegato perché lì c'è sempre sabbia. No, tu non c'entri niente, Pepe, stavolta. Tu non c'entri niente. Va bene, devo ancora mettere via la biancheria che ho lì. Ci sono anche degli acquisti Shein, dei tappeti, delle fodere per i cuscini. C'è qualcosina per la primavera, quindi penso che un po' prima di Pasqua, quindi prima della fine del mese, farò un po' di pulizie e cambiamenti. Vediamo se Bu è ancora qua e poi penso a pulire casa, sì. Ciao. Cosa fai? Eh? Bellissimo! Bella pappa ce l'avevi, eh? L'hai finita tutta? No, ce n'è ancora nella ciotola, eh? Sei furbo! Vi faccio vedere un po' meglio questi tulipani, perché davvero sono fatti benissimo, eh? Sono morbidi, non sono un plasticaccia, anche se è una cinesata, però sono fatti molto bene. E li aveva comprati mia mamma e poi alla fine li ho presi anch'io perché sono proprio belli. Comunque è uscito più sole di prima, per fortuna, e si sta molto bene. Prima c'erano 10 gradi, io credo che adesso sia aumentata un pochino la temperatura perché sento un po' più caldo, a parte che ho su la Dolce Vita più un altro maglione. Questo qua fucsia tiene parecchio caldo. Guardate Pepe. Ci sono gli insetti lì. Adesso pian piano sto pulendo, cioè man mano che tolgo la legna pulisco perché c'è necessità, poi dovrò pulire bene il pavimento. Sapete cosa farei? Io starei tutta l'estate senza niente qua in Poggiolo, lascerei tutto libero, cioè questa parte qua dove prima c'era la legna la lascerei tutta libera e poi la riempirei in autunno. Ho messo su questi pantaloni che vi avevo fatto vedere in un video di Shein, Temu, Timu, che forse dell'autunno, non lo so. Vabbè, che vi avevo detto che mi erano grandi, però quest'oggi ero abbastanza di corsa, non sapevo che pantaloni mettere, quindi ho detto vabbè metto questi, ma adesso sono ancora più grandi, sì, erano grandi prima, adesso ancora di più, e vabbè. Devo tenere d'occhio Pepe perché lui è un gattino furbo, vero? Con lui bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre stargli molto dietro. Vero sì? Che furbo. Dai. Quella è la cenere, la tengo lì, che tanto è freddissima la mattina quando la tolgo, o la mattina o a quest'ora, insomma. La tolgo, ma è comunque ghiacciata già, non rimane calda. Sì, alla fine, quando il sacchetto è un po' pieno, allora butto nell'umido, perché altrimenti non ha senso riempirlo un po' così e poi buttarlo. C'è uno spreco di sacchetti, che non sono economici. Chi c'è? Sì, no, da notare la zampa di Pepe. Arrivo, eh. Quella sabbietta appiccicata. Ah, è la mia, mamma mia, è l'incubo di chi ha gatti.
che non è, cioè è pellet in realtà. E secondo me tiene la zampa così perché gli dà un po' fastidio. Sì, gli dà un po' fastidio. Chi c'è? C'è la porta aperta, sì. C'è la porta aperta, sì, Bomi. Che attento che è. Comunque lui è un gatto molto partecipe in casa, è molto come Panna. È uno di quei gatti proprio che, cioè, senti la sua presenza, è impossibile non sentirla. Fa proprio parte, come fosse una persona. Il Pippo invece è un po' più sulle sue, insomma. Ciao. Hai lasciato la sabbietta per terra? No, si è proprio appiccicata alla tua zampa. Vero? Sta pensando cosa fare nella sua vita da gatto casalingo. Vai a mangiare? Cosa dici? Bah, non so. Non c'è più sole, è andato via adesso. Si stonano quei fiori lì però, eh. No, stonano più che altro perché il bosco è ancora brutto e quindi stona tutto quel colore, tutto quel verde delle foglie. Vabbè. Dai, mi preparo qualcosa da mangiare. Ciao. 13 marzo, Pipo è nella cuccetta qui. Alla fine non l'ho più lavata. E c'è un sole bellissimo. Si sta molto bene di fuori, sembra primavera. Molto bello. La neve si è di nuovo sciolta. C'è un po' di aria, un po' ventilato. E c'è anche Pepe. Ciao Pupi. Adesso vado a lavare i piatti. Ehi Pepe, che stai facendo? Dove? E non perché sei entrato di qui per uscire? Cioè, mommy, Agnè. Perché sei entrato da una parte e uscito dall'altra? Stronzetto. Borrognau.